Ah, vedi come balla Nandez, ah, vedi come balla Nandez, ah, vedi come balla Nandez, è proprio la fine del mondo, ammazza come balla bene. Buonasera a tutti da Napoli 87 e forza Napalese. Allora, parliamo dei due acquisti del Cagliari. Allora, dopo la cessione di Barella a 45 milioni all'Inter, il Cagliari si è fiondato su ben due centrocampisti. Allora, due centrocampisti di qualità. Partiamo dal primo, proprio da Nathan Nandez, centrocampista del Boca Juniors. Non è una squadra qualunque, il Boca Juniors. Sapete lo stadio, la Bomboniera. Allora, il Boca Juniors è una delle squadre più titolate, diciamo, in Sud America, una delle più forti del Sud America, squadra argentina, campionato argentino, ovviamente. Nathan Nandez, nonché calciatore del Boca Juniors, centrocampista, nato come trequartista e nazionale uruguaiano. Allora, Nathan Nandez è un giocatore molto interessante, dal quale ha fatto 6 gol in 2 stagioni con il Boca Juniors, partendo ovviamente dal Peñarol, crescendo è andato a finire al Boca Juniors, un centrocampista appunto che vi ho detto nasce trequartista, però si adatta bene come centrocampista centrale, ma anche come centrocampista esterno destro. Ma può giocare anche mediano avanti alla difesa facendo il regista, cioè è duttile, un centrocampista che può fare più di un ruolo per il centrocampo. Si può mettere esterno, si può mettere centrale, come può fare il trequartista offensivo. È un giocatore molto bravo nel recuperare i palloni, nel andare in velocità in possesso palla, ha un buon tiro, un ottimo tiro dalla distanza, un giocatore abbastanza completo e per questo direi un ottimo acquisto da parte del Cagliari. Con solo 18 milioni si porta a casa un nazionale uruguaiano, ma un giocatore diciamo che va a sostituire Barella, ma non solo lui, perché sono due gli acquisti del Cagliari che meglio non poteva fare sul mercato. La dirigenza del Cagliari si è mossa benissimo, diciamo, per andare a prendere due giocatori molto buoni, ottimi direi, per metterli al centrocampo del Cagliari a disposizione di Maran. Il secondo centrocampista di cui vi vado a parlare è Marco Rog. Marco Rog, sì, ha trovato pochissimo spazio con il nostro Napoli e per questo alla fine il Cagliari si è fiondato su Marco Rog e Marco Rog ha deciso di provare una nuova esperienza a Cagliari. Marco Rog, nazionale croato, nell'ultima stagione non è stato chiamato dalla nazionale per aver giocato poco nel Napoli. In 3 stagioni che è stato a Napoli, Marco Rog è riuscito a siglare 2 gol, nonostante abbia giocato pochissimo al Napoli. Praticamente un centrocampista, bravo nel pressing, nel recuperare i palloni, ha velocità, ha anche tecnica questo calciatore. Ovviamente riesce anche ad inserirsi ogni tanto, a creare qualche azione pericolosa e fare gol. Ovviamente c'ha degli inserimenti buoni. Un giocatore da Cagliari certamente, perché se fosse stato da Napoli, con tutto rispetto per il Cagliari, avrebbe avuto più spazio. Ma comunque un ottimo acquisto da parte del Cagliari. Cagliari con due centrocampisti del genere, Nathan Nandez e Marco Rog, andrebbero a sostituire la partenza di Barella all'Inter. Uno per 18 milioni ed uno per 13 milioni, cioè una cifra intorno ai 31 milioni si andrebbe a prendere due giocatori. Ovviamente poi ci sono gli stipendi e tutto, ma quello anche Barella aveva uno stipendio, sicché mettiamo le cifre molto importanti per due ottimi acquisti del Cagliari, uno che viene dal Boca e uno che viene dal Napoli. Ovviamente due ottimi giocatori che a Cagliari, secondo me, il Cagliari anche già l'anno scorso aveva un'ottima inquadratura, un'ottima squadra, in avanti c'ha Pavoletti, c'ha Gio Pedro, c'ha anche un centrocampo molto buono, inserendo anche questi due, aumenterebbe la qualità. C'ha Birza, poveraccio, che si era fatto male, insomma se rientrerebbe anche lui, aumenterebbe anche la qualità del centrocampo. Poi c'ha Cragno in porta, un altro talento giovane da tenere sott'occhio, infatti già tante squadre c'erano addosso. Insomma, sta costruendo una bella squadra il Cagliari.
vedremo dove potrà arrivare. Ovviamente parliamo di una salvezza inizialmente, ma è una squadra ottima, direi potrebbe fare anche di più. Fatemi sapere dei colpi del Cagliari, cosa ne pensate di Nathan Nandez del Boca Juniors e Marco Rog del Napoli, se li ritenete giusti per aver rimpiazzato Barella o vi aspettavate qualcosa in più. Nei commenti me lo fate sapere. Un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Arriviamo a obiettivo 700. Buona serata a tutti da Napoliello87 e forza Naples!